Ci troviamo a Villanova Franca, in provincia di Sud Sardegna. Stiamo per visitare uno dei nuraghe più immensi della Sardegna. Ed è un nuraghe che per ora mostra il 20% all'incirca della sua struttura, il resto è ancora da scavare e quindi anche nei prossimi anni terremo monitorata la situazione e ritorneremo. Vi invitiamo a visitarlo, seguiteci sulle nostre pagine Facebook, Instagram e YouTube. A breve il nuraghe Sumulinu, ma tutto questo dopo la sigla! Siamo qui al nuraghe Sumulinu, ci accompagna il signor Federico che ringraziamo già tantissimo da adesso, non frapponiamo ulteriore tempo nel mezzo, ci incamminiamo e iniziamo subito questa visita. Bene, in che epoca siamo? Che notizie generali ci può dare? Allora, diciamo che adesso stiamo per visitare il sito Sumulinu, ed è uno dei tanti siti che si trovano nel territorio di Villanova Franca. A questo punto è Sumulinu, un nuraghe molto particolare. Diciamo che Sumulinu è scavato meno del 20%, quindi c'è ancora tanto da fare. Un nuraghe molto particolare che nasce come nuraghe a corridoio, quindi datato oltre il XVI secolo a.C. Possiamo anche dire che nuraghe a corridoio esistono due tipi: esiste il nuraghe a corridoio semplice e complesso. Noi abbiamo al nuraghe Sumulinu un nuraghe a corridoio complesso. Poi diciamo che si sviluppa in tre fasi. La prima fase del primo bronzo con un trilobato del XIV secolo a.C., prima metà del bronzo. Abbiamo la seconda fase, il grosso, del XIII secolo a.C. La parte più moderna diciamo che è questa in rosa, datata circa 1250 a.C. Questo vediamo che è un nuraghe con della pietra chiara, quindi possiamo dire che tutti i nuraghi sono costruiti con le pietre locali. Ok, quindi abbiamo il nuraghe con questa pietra nera che vediamo ed è un basalto. Noi invece a Villanova Franca abbiamo questo tipo di pietra chiara ed è una pietra sia arenaria che un granito, appunto, però un granito chiamato granito bastardo, ed è un granito di scarsa qualità. Noi adesso siamo qua, vedete, sopra una torre che va a collegarsi con quella che abbiamo visto prima, e naturalmente è difficile anche da capire. Possiamo notare a giro la muratura, ma è una torre che va ancora scavata e si pensa che ci siano circa 3 metri di scavo, naturalmente, per svuotare la torre, naturalmente sia all'interno che all'esterno. Noi adesso entriamo all'interno della cinta antimuraria, vedete? Sono circa 300 metri, un semicircolare dove vediamo queste varie strutture della prima età del ferro, parliamo circa IX secolo a.C. Vediamo la capanna del Consiglio che è ancora in fase di scavo. Siamo arrivati a livello punico circa al V secolo
a.C., dove abbiamo trovato tantissime pintadelle. Allora, tantissime pintadelle, ognuna ha un fregio diverso, una decorazione diciamo diversa. Abbiamo ritrovato anche il forno. Quindi cosa servivano queste pintadelle? Veniva schiacciata appunto la pasta, che in cottura poi rimaneva il fregio, il marchio. La pintadella è questa, vedete il decoro che c'ha questo fregio? Diciamo che sembrerebbe che ogni fregio, ogni pintadella fa parte di un gruppo di persone. Quando veniva donata, in una fase, diciamo, parliamo di un periodo di culto, chi veniva in possesso di questo pane, di questa focaccia, diciamo, con il fregio del marchio, sapeva appunto a che gruppi di persone o famiglie apparteneva. All'interno di questo ambiente diciamo che c'è una curiosità, abbiamo ritrovato un altarino non in uso, possiamo dire che è una torre nuragica di un altarino non in uso. Perché non in uso? Perché sicuramente è stata messa lì, ed è questa qua, è stata messa lì molto probabilmente per essere recuperata in un secondo momento, perché era completamente coperto di sabbione, quindi forse hanno pensato che poteva essere recuperato con facilità, diciamo, successivamente. Un altro particolare è che abbiamo trovato più di 75.000 gusci di lumache. Sicuramente c'era un consumo importante di queste lumache. Allora, noi adesso ci troviamo all'interno di questa torre della cinta antemurale della terza fase, quindi la fase più recente, e quindi la fase più recente abbiamo detto datata circa 1250 avanti. Ok, quindi siamo in una delle parti più esterne sostanzialmente. Una parte diciamo più esterna, ma una parte diciamo modificata. Perfetto. Con un valore aggiunto alla struttura in questo periodo, che abbiamo detto circa 1250 a.C. Tenete conto che adesso noi siamo nel secondo livello, quindi abbiamo ancora un altro piano che va qua sotto. Vediamo tutte queste feritoie, circa 13 feritoie, che servivano come difesa, ma la difesa si intende difesa non militare ma difesa visiva, ok? Non è che ci fosse qualcuno lì che lanciava le frecce con la fionda, perché lo spazio diciamo no, non c'è, ma forse altre possibilità che potevano essere diciamo sia arieggiare che illuminare la torre. Noi adesso abbiamo detto che ci troviamo nel secondo livello, qua sopra c'era un ballatoio, quindi un soppalco dove vediamo che mancano delle pietre, dove c'era appunto questo ballatoio, questo soppalco, e si poteva accedere tramite questa scala che si arrivava al piano superiore, al terzo piano. Abbiamo parlato delle pietre, che tutti i nuraghi sono costruiti con le pietre locali. Possiamo notare che questo è un blocco di pietra arenaria e qui invece abbiamo un blocco di pietra calcarea, chiamata conchiglia perché appunto ci sono le conchiglie. Possiamo notare che col tempo tiene a sfaldarsi e poi è anche facile che si fratturi. Adesso possiamo entrare. Che meraviglia! Entrando all'interno di questo ambiente, che è un po' particolare, un po' interrogato, vedete che ci sono 5 lati, vediamo il sedile, appunto che serviva per sedersi, chiude in una forma un po' particolare, chiude chiamato a gradoni o a falsa cupola, ok? Sì. Non essendo ogiva, quindi non essendo anche circolare l'ambiente. Ma infatti, almeno io è la prima volta, poi non è che abbiamo visto già tutti i nuraghi della Sardegna, però diciamo una struttura così con dei lati che non avevo ancora visto. È veramente particolare. Molto particolare. Sopra abbiamo un altro piccolo ambiente, quindi un'altra celletta del terzo piano. Questo lastrone sicuramente veniva utilizzato come piano d'appoggio e molto probabilmente un ambiente importante che ha avuto appunto una sua importanza quando sicuramente è venuto a diventare appunto questa torre luogo di culto. Quindi un ambiente sicuramente collegato al luogo di culto ed era diciamo all'interno anche di questa torre.
Noi adesso siamo all'interno di questo ambiente qua. Questo ambiente qua, Ok, tenete conto che poi entrando da questo passaggio si cammina sotto, noi qua sotto abbiamo i corridoi che si cammina sotto per circa 25-28 metri e si va a finire su altre cellette, su altri ambienti all'interno. Invece, oltre questa cancellata, cosa troviamo? Allora, oltre a questa cancellata c'è diciamo, una parte del corridoio, una parte del nurago più antico, appunto chiamato nurago corridoio, che entrando appunto da questo piccolo ingresso si può visitare una parte dei corridoi che stiamo ancora scavando. Quindi si può notare che è libero sia alla sinistra, entrando si può girare a sinistra e trovare una celletta come quella che abbiamo visto prima. Girando invece sulla destra camminiamo per circa 25 metri e ci porta all'interno di questo vano che è dove c'è l'altare che vediamo dopo. Ok, adesso Mamma faccio mia. vedere anche i corridoi che stiamo scavando, vedete? Questi sono i corridoi che stiamo scavando e possiamo lo stesso notare che abbiamo parlato che il nurago corridoio è molto più antico di dove siamo adesso, quindi questa struttura possiamo notare che è costruita sopra i resti del nurago a corridoio, quindi il nurago a corridoio più antico funge da fondamenta della struttura, diciamo, Per la struttura sopra. Adesso stiamo proprio capendo per bene quello che diceva prima, che quello che vediamo è solo il 20% di quello che ci si aspetta di vedere, di trovare, insomma. Quindi vi voglio far notare il sedile, che qui assistevano le persone, sicuramente ci stavano una trentina, forse anche 40 persone che assistevano al culto, a differenza dell'altro altare, che è un sedile molto più minuto, quindi ci stavano sicuramente meno persone, le persone che rappresentavano molto probabilmente più persone, quindi o sindaci o capi di Ah, ok, persone che erano in rappresentanza di altri. Ok? Perfetto. Di cosa si tratta? Allora, adesso siamo all'interno di questo vano che fa parte sempre della terza fase, abbiamo detto circa 1250 a.C. La curiosità di questo ambiente, chiamato piattabanda, è la copertura, che potete notare che la copertura appunto con questi grossi lastroni di questo ambiente è la pavimentazione del piano superiore. Possiamo notare che di là in fondo ci sono dei gradini dove si può arrivare al piano superiore ed era un ambiente come questo. A differenza che poi c'era appunto la terrazza che serviva per girare attorno a tutta la struttura. Quindi noi adesso siamo all'interno di questo ambiente, all'esterno c'è da scavare ancora circa 4 metri perché noi siamo appunto sottoterra, quindi all'esterno si deve scavare per 4 metri. Questo ambiente lo stesso è costruito e appoggiato sopra strutture più antiche, sembrerebbero appunto che siano i corridoi che stavamo dicendo prima della prima fase. Appunto. Perfetto. Sicuramente come gradini non c'erano quei due massi, ma molto probabilmente c'era una scala in legno che aiutava appunto per salire Ad accedere appunto, alle al altre. piano superiore. Scendiamo ora ulteriormente in profondità e andiamo a scoprire uno dei pezzi fortissimi di questo nuraghe. Il signor Federico già ci sta aspettando. Noi scendiamo sempre con una certa cautela. Mamma mia, non ci sono parole. Ok, diciamo che adesso ci troviamo all'interno di questo vano, appunto redatto appositamente per essere uno spazio dedicato al culto che veniva appunto svolto a Sumulino. Abbiamo detto che tutti i nuraghi in Sardegna, non solo Sumulino, verso la fine del X secolo a.C. si sono aperti, diciamo, al culto, abbandonando la fase, diciamo, iniziale, che sono nate, appunto, abbiamo detto,
queste grosse strutture con una sorta di patriarcato, quindi di famiglie importanti. Quindi diciamo che finita quella fase sono diventati luoghi di culto, e a Sumulino, che aveva sicuramente una fase, un periodo molto importante, hanno deciso di creare una struttura un po' particolare, quindi sicuramente un valore aggiunto, un valore importante per il periodo, dove è stato commissionata questa vasca altare, ed è scolpita in 3 blocchi in pietra arenaria, appunto, ed è una vasca perché all'interno è vuota. Vediamo anche il sedile, a differenza del sedile che abbiamo visto nell'altro altare, che è molto più piccolo, quindi sicuramente qui rappresentavano le persone più importanti e testimoniavano appunto il culto che veniva svolto all'interno. Abbiamo detto un culto che veniva appunto svolto verso il 21 giugno nel solstizio d'estate, nella chiusura dell'anno agrario, per ringraziare con un buon auspicio per un'annata successiva migliore di quella appena passata, veniva organizzata una festa per il ringraziamento. Abbiamo ritrovato tantissimi oggetti preziosi come collane in cristallo di rocca, ambra, pasta vitrea, orecchini in argento e anellini in bronzo, tutti oggetti che andavano donati alla divinità femminile. Abbiamo detto la Dea Madre, la Dea di tutti i mondi, la Dea del cielo, della terra e del sottosuolo. La figura femminile era molto importante. Questo muretto che vediamo noi adesso era un muretto che in origine non esisteva, è un muretto di epoca romana datato circa il I secolo d.C., perché il vano ha avuto un periodo di abbandono nel V secolo a.C., che ha ripreso appunto l'età romana, quindi hanno costruito questo muretto proprio nel bordo della vasca, perché abbiamo detto che l'altare è una vasca ed è vuota, ok? Ed era vuota, Sì. vedete com'era. Sopra c'è questo cilindro che l'abbiamo nei depositi in paese del museo, che ci sono le impugnature delle spade, delle else, dove poi c'erano tutti questi stocchi che salivano nella parte alta. Si può notare anche che la vasca, ci sono delle fratture sugli angoli, vedete ci sono queste fratture, queste pietre che mancano negli angoli, Sì. è perché in origine era tutta decorata con dei bronzi, ok, che sono stati strappati, quindi sono rimasti soltanto i perni con la piombatura a giro, ok? Va bene, quindi Perfetto. diciamo che questo rappresenta il modellino del nuraghe della terza fase. Tutti questi tagli che vediamo rappresenta appunto i mensoloni, che i mensoloni abbiamo detto che sono questi qua, quindi tutti questi tagli rappresentano i mensoloni. Un altro particolare sembrerebbe che ci fosse una sorta di iniziazione, ok, di un passaggio dalle giovani fanciulle, dalla pubertà alla fertilità, ok? Quindi venivano fatte entrare all'interno della vasca, bagnate con questo sangue di questo animale sacrificato, l'abbiamo detto prima, ed era un maialino. Quindi il maialino veniva raccolto, questo sangue, fatto scolare tramite questa canaletta sopra, e c'era questa sorta di iniziazione per una abbondanza della fertilità. Vedete Noi questo? siamo molto curiosi, infatti là dove si accede? Allora, vedendo questo passaggio, ok, che noi adesso siamo qua, scendendo per circa 2 metri, girando sulla sinistra, possiamo camminare sotto nelle gallerie, nel corridoio, percorrere più di 25 metri e uscire dove eravamo prima, nella torre con tutte le feritoie. Ma se attraversiamo anche il corridoio ci riportiamo all'interno di una piccola celletta, che è come la prima che abbiamo visitato con l'astrone, vi ricordate? Ma se Sì. invece scendendo e giriamo sulla destra, percorriamo circa 7-8 metri e ci riporta all'interno di un altro vano come questo, a forma di creatore di barca rovesciata, dove c'è sempre un corridoio per entrare e su un lato c'è già un altro passaggio che va su altri ambienti. Sumulino è chiamato nuraghe a gruviera per tutti questi passaggi, diciamo, a pianta elitica, a piani sfalsati, perché in base anche all'andamento del terreno è costruito ed è stata realizzata la struttura. Quindi piccole cellette, ed è per quello con tanti buchi in mezzo a questi muri, ed è stato chiamato appunto nuraghe a gruviera. Ecco, l'ultima chicca dedicata all'altare, che possiamo ammirare un'opera d'arte, perché se prima abbiamo parlato del culto non possiamo non parlare di un'opera d'arte scolpita che ha circa 3.000 anni fa, a oggi ha circa 3.000 anni, quindi era sicuramente uno scultore valido e importante, che è stato commissionato per creare qualcosa appunto di importante e di bello, perché diciamo che un altare così è l'unico che ritroviamo all'interno di un nuraghe in Sardegna, quindi un valore aggiunto alla struttura
al periodo appunto che stava vivendo di ricchezza e importanza appunto Somulino, va bene? Perfetto, ok, possiamo risalire Certo. ai piani superiori. Risaliamo al piano superiore, ok. Ringraziamo tantissimo il signor Federico anche per la passione che mette nel suo lavoro. Sicuramente voi vedrete un montaggio, diciamo, con parti tagliate, ma ci ha fatto un'illustrazione di forse un'ora e un quarto, grosso modo. Quindi lo ringraziamo veramente tantissimo. Vi invitiamo veramente caldamente a visitare questo gioiello, perché comunque sia nel tempo potrà poi mostrare, diciamo, ulteriori facce, ulteriori piani, ulteriori stanze. Noi vi ricordiamo di seguirci su Instagram, YouTube, Facebook, mettere i like, iscrivervi, perché comunque questo è veramente molto importante per poter diffondere il più possibile queste meraviglie. Che dire, alla prossima! Alla prossima e grazie. Ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao, ciao.